Rimborsi a due velocità, sono ancora ben 1200 circa i veneziani titolari di aziende, albergatori o società di vario genere che aspettano dopo 3 anni e mezzo circa i rimborsi per i danni subiti dall'alta marea eccezionale del novembre 2019 in centro storico. Si tratta dei risarcimenti promessi dallo Stato che dovrebbero arrivare dal governo, mentre quelli erogati dal comune sono stati elargiti molto rapidamente. Alcuni albergatori masticano amaro, come spiega il direttore dell'associazione Claudio Scarpa. Sono una ventina gli albergatori che avanzano cifre mediamente tra i 200 e i 400 mila euro che per i danni dell'acqua alta. Paradossale, chi ha avuto i danni minori è stato rimborsato pressoché subito, chi ha avuto i danni maggiori invece sta ancora aspettando. Sappiamo che non è colpa del nostro sindaco, sappiamo che è colpa del governo, se di colpa si può parlare evidentemente, ma ci sono dei ritardi. Nell'elenco figurano diverse attività e aziende di vario tipo che adesso scalpitano e viene chiesto un intervento anche da parte del sindaco. Ritardi che sappiamo dovuti al fatto che il rimborso è di carattere nazionale e quindi ha necessità di una burocrazia maggiore rispetto alla erogazione da parte del nostro sindaco per i danni di entità minore. Ci permettiamo di sollecitare fortemente il governo perché definisca questa questione, ma anche chiediamo al nostro sindaco con la sua forza, ben nota forza a livello nazionale, di intervenire sul governo.